tra le piccole cose, l'ho capito cercando solo piccole cose. Tu mi fai ricordare che anch'io ero così. Mi ricordi dei sogni, le voglie che avevo, mi ricordi che sempre tutto quanto volevo, mi ricordi che io sorridevo così. C'era sempre qualcosa di bello da fare, c'era sempre negli occhi l'acceso stupore, quello stesso stupore lo vedo anche in te. Sei mia, sei solo mia, solo mia. Inventata una sera radiosa di aprile, avevamo una gran voglia di ripartire, disegnare una vita fatta apposta per te. Mi ritrovo a spiarti quando la sera con la chitarra inventi canzoni, canti gli arcobaleni di 1000 colori. Mi ricordo guardandoti a fare due conti, ma che stupidi grandi quando fanno due conti. Ho capito che già tu ci guardi così. Cercherai la tua strada, morderai la tua vita, ogni tanto vittoria, confusa salita, ricordando tuo padre che cantava così. Mia, sei mia. Sei solo mia, solo mia, solo mia. Buonasera, Ostarie TV. Buonasera a tutti, benvenuti a Ostarie poi piede di Udin, così è disin, chiaramente. Allora, Mauro Tonino. Buonasera, sin ospis anche queste volte di Sandro, te so Starie, Vicolo Silio, ti han tenute dal Borg. Splendide viaggiature con chitarre, voce e percussions dai Perosa Brothers, che usniot non stegno in compagnia con le loro musiche originali. Altri ospiti sono Mauro Vidoni, con vari mood di Sintilu e anche di chiacchierare di tanti robi con lui, perché è un personaggio estremamente interessante. Ovviamente Mauro Missana che l'ha già avviato e il nostro pittore che sta un po' poltrin, però si insicuro che per fine trasmissione avrà prodotto sicuramente altri buoni. Beh, ma sicuro, no, usgnol si chiama Mauro Lunazzi, proprio in onore dai team Mauros che sono qui a disposizione. Ecco, un Maurizio che ha sempre le stesse lidris, ecco, lei Riccardo che ha il bastardo un po' grasso perché lui si chiama Mauro dentro le trasmissioni. E Omar Costantini da Urde Telecamere. Esatto, ma no dome da Urde Telecamere perché Omar Costantini non scontrolla dall'alta, è il gran fradi di queste trasmissioni. Io mi trovo sull'antenna centrale e controllo la TV locale. Ecco, lui quando le tire fuori brass e uslargli al di fonte e al pante il segnale a tutto il mondo. Matachin di Mauro Vidoni. Mauro Vidoni è un personaggio particolare, Mauro, perché mi pare di sì. Ecco, allora, prima di tutto una scelta di vita, se me Ray Charles, signor, sì, ma no, Stevie Wonder più che altri, ma a perché ecco Mauro Vidoni ha fatto una scelta di vita, è l'altra stupizza, tutti schiampi, svalate da una dison, lui ha detto ma io voi investite a vivi di che sbande là. Al fa il pittore, il scrittore, al fa un po' di tutto, è un pittore, anche un gruppo preseata torre e bisogna dire che anche riesce bene le sue robe, sta anche una sua canzone, il testo di una sua canzone è stata consegnata addirittura al Papa, mica poco. Troppo buono, però troppo buono, dai, non ho tutti questo onore, troppa roba per me, troppa roba. Ecco, continuo un po', sono mai le scelte di là, vivi in un puesto, in dove che le inte va via, stupizze, per avere un po' di ispirazione forse. Allora, rispondo in italiano. Però tu pensi per Furlano. Allora, Stupizza è successo una decina d'anni fa, sono andato a stare a Stupizza più per bisogno che per scelta, perché i costi sono bassi
Non avevo e sono andato là e sono rimasto però. No, Anche. posso fare una domanda? Anche 2, Ripetiamo perché sei andato a Stupizza? per bisogno. Sei andato a stare? A stare a Stupizza. Ecco. A stare. A stare. Perché devo fare un italiano friulano e allora viene fuori così. Perfetto. Quindi sono là a sta. E Sì, quindi, Mauro, ecco, tu scrivi, no? Allora chi di fronte vince il tuo libri, una biele cuviartine e soprattutto Sì. anche il titolo. Io domando sempre perché chi titolo e dopo tutta base anche dai contenuti, chiaramente. allora, La rivincita dei girasoli è un romanzo che si potrebbe intitolare La rivincita dell'umanità, perché è una metafora dell'umanità praticamente. Racconta di dove va a finire l'anima quando si muore. Quindi è un viaggio dell'anima nell'aldilà, nel futuro, nei millenni, fino al rientro in un corpo, che racconta con cose abbastanza sorprendenti quello che succede a noi tutti quando moriamo, in sostanza. Eccole qui che ti ha mettuto ad un insieme a Mauro Corona, proprio perché torna alle Sdivininces e Sorigines, Isperaulis e Sonches dal quotidiano di Udin, dal quotidiano Venet, che lì è Udin, perché me Veneto, il Messaggero Veneto appunto. Sì, hanno paragonato a Corona, però non sono sicurissimo che sia proprio un paragone corretto. E singing due. Sì, bisognerebbe leggere un po' per capire che i due mondi sono completamente diversi, sì. Perfetto, Mauro, tu che tu sei un scrittore e lui è un tuo collega, le domande forse ti vigneranno anche vonde spontanee, dopo magari conosci anche per Usa Brothers, in modo particolare Maurizio, sì. che arriva di Tisane e bisogna dire che Usgnot alle venuta via Udinus anche Davide Lorigliola che qualche settimana fa l'ha fatta arrabbiare Ducci come per solito. Non mi ha fatta roba. No, te non ti ha fatto arrabbiare ma tu sei l'unico. Bene, anche perché noi ieri, quindi. Mio. Scherzi, no, le sta brava, a parte scherzi. Allora, Mauro, se non si vede di stupizza al mondo, perché tu sei anche un po' più in alta, lei forse è un osservatorio anzi privilegiato, perché lì i ritmi di vita saranno sicuramente differenti rispetto ai nostri. Sì, a Stupizza non c'è nessuno, siamo in 10. Addirittura? Sì, sì. Comprenduti i cinghiai o cenci? Escluso cinghiali. Siamo una decina di persone, non ci conosciamo tra noi, cioè ci snobbiamo. In tutti i condomini è così. Esattamente, è un tipo di mentalità. Condominio dove Stupizza. ognuno pensa a sé, quando arrivi a casa sei a casa tua e poi alla fine puoi essere a Udine, a Milano o a Stupizza, quando sei chiuso nel tuo mondo che ti sei creato non credo che cambi molto, ecco. C'è un lux di eremiti, insomma. Sì, tutti eremiti. Sì, assolutamente. Ecco, continua un po' anche questi libri, il suo svolgimento, anche tu dite che tu conti anche di un tornare alle Sdivininces, sue origini, ma anche una visione di un mondo che cambia rispetto a che tanti clami le modernità, se le modernità chiaramente alle là in un centro commerciale forse e sin vonde lontane da realtà. Ecco, tu hai fatto queste scelte forti, ma il libro è salte fur, proprio di chi design passasse a Stupizza e ai boschi. Allora, io penso che ognuno di noi, che sia italiano, israeliano, americano, francese, tedesco, russo, appena nasce purtroppo subisce la chiusura in parentesi da parte della società in cui è nato e del tempo in cui è nato. Nel senso, tu mi stai intervistando, sei Mauro Missana e per tutti sei Mauro Missana, quello che fa le interviste. Mauro Tonino è scrittore. Mauro Tonino è scrittore. È lo scrittore. Io sono Mauro Vidoni che spesso sta antipatico, ha scritto il libro, cioè ognuno di noi perde la propria anima venendo al mondo, esistendo, e viene chiuso in parentesi. Io se divento marito sono marito di, o sono moglie di, o sono figlio di. Una domanda alle Marzullo, c'è un lettone a Il libro, il libro toglie queste parentesi, cioè dà a ognuno la propria spontaneità, il proprio non essere più condizionato dalla società in cui vivi, dai tempi in cui sei nato.
Beh, non vi conosce anche Maurizio Perosa, dopo tornin anche E a tua sua di il faune gemello oltre le altre. Ecco, Perché guai. tu sei il gemello di quello che dicono noi due, capisci? Tutto questo discorso che hai fatto, per noi ulteriormente si peggia l'ennesima potenza. Esatto. Perfetto, insomma, continuo un po' che Maurizio le tue carriere artistiche, cioè tu hai combinati sin che ti piacciono i cantautori italiani. Sì, mi piacciono i cantautori, li stimo moltissimo, sono le cose che preferisco più di tutte nella musica, a parte c'è il rock americano, ci sono tantissime cose, anche in Friuli ci sono tantissime belle cose. E dopo tanti anni fatti di rock alternativo, rock indie con le band minori, sempre di canzoni mie, sempre di canzoni cantautoriali comunque. Adesso da un anno e mezzo che mi sono posto questo obiettivo di uscire veramente come cantautore. Ho fondato la mia band, che è una band di 5 elementi, fra poco saremo anche in 6, che non posso fare altro che sempre che ringraziarli, perché loro con pazienza mi danno una mano ad arrangiare le canzoni, a migliorarle, a farle crescere. E ci proponiamo per ora nel territorio, abbiamo fatto concerti in Friuli e in Veneto soprattutto, e ci proponiamo con queste canzoni e vedo che ogni volta che andiamo in qualche posto ci sono sempre parecchie persone a cui piace il messaggio che io lancio, perché la musica per me è chitarre, ho tante chitarre, le studio, le suono, l'amore che do a loro non me lo ritornano, però la musica per me è anche tanto linguaggio, la musica sono i testi, perché la musica è tante cose, ma per me la musica è essere cantautore, e io con questo vado avanti fiero delle canzoni che ho scritto e che ho piacere sempre di presentare a tutte le canzoni a tutte le persone che hanno voglia di stare ad ascoltarmi. Bene, allora i Perosa Brothers, dentro Osterie e TV, Maurizio Perosa e le sue band Usgnot, alle Sofradi, direttamente di San Donato tra l'altro. Sì, suona. Non si può vivere rinchiusi dentro un quadro, ma Claude ha bisogno di colori. I crisantemi, le violette, le ninfee per lui, le strade di Parigi sono ghiaccio. Non si può vivere soltanto dentro il sogno di un giardino traboccante di colori, mentre esiste anche il mondo ed è là fuori. E poi Venezia, Bordighera, la Scogliera in Normandia, tutta la luce hai rubato, tutta la luce anche la mia, che te ne fai di 30 quadri di covoni, lo sai che non potresti farlo se fossero canzoni, che te ne fai dei nostri sogni, te li stai sempre a contemplare, vorrei essere una rosa e mi potresti disegnare. Claude, rentré dalla Maisoni, la quitte l'éclair. Claude, retourne à la maison per trovare un peu de paix. Oh Claude, rentré dalla Maisoni, la quitte l'éclair. Claude, retourne à la maison per trovare un peu de paix. Non si può vivere rinchiuso dentro un quadro con uno stagno che riflette le illusioni, ma tu sai catturare la luce con le mani e già ti immagini anche l'alba di domani. Non si può vivere soltanto dentro il sogno di un giardino traboccante di colori, che te ne fai di un crisantemo, di un giacinto, una ninfea, se sai che io ti amo alla follia. E poi per mesi accovacciato in quel negozio di cappelli, per cercare nella luce dei colori ancora più belli, che vedevi solo tu riflessi nella cattedrale, ma io non sono quella rosa che potresti disegnare. Rentré dalla Maisoni, la quitte l'éclair. Retourne à la maison per trovare un peu de paix. Rentré dalla Maisoni, la quitte l'éclair. Retourne à la maison per trovare un peu de paix. Grazie. Bravo, pardabon, il Batimans per Maurizio Perosa e band. Allora, io disares però
di Viodi c'è che sta facendo nel pittore, anche per Stanno arrivando WhatsApp, SMS per sapere cosa sta facendo Ci stai Lunazzi. al combinante anche per che Allora io ho messo un po' di roba insieme sia di artisti sia di Mauro. Chiuso dentro un quadro che era la canzone che stavo facendo adesso. Facciamo vedere, grazie. Grazie, fa Sviodi, ecco che Non le è finito, signore il quadri che le tue muse. E praticamente sto cercando di Fa Sviodi. il triangolo del libro di Mauro Vidoni, sto costruendo la serata. Lunazzi ci scrive Giovanni da San Giovanni a Natisone e mi chiede che cos'è quello lì. Quello con i denti bianco-neri. Questo qua è Claude, che lo stavo cantando adesso, che è praticamente chiuso dentro un quadro e allora è un po' incazzato. Non oso immaginare che è Talmiestre, aspetta che incontrei. Qual? Sempre di lui, Talmiestre. Qui c'è stracca per poesia. Questa qui alle Mataran, che sono alle lui che gli ha fatto una roba. Sì, che cognosari. Non ho ancora parlato, ma siccome Alta Bagliarà. Taberà, allora sto costruendo un po' la roba per non aver tutto di un colpo. Ma qui c'è strack. Strack, c'ho io. Non ti sono mai stato. però io ho disarresso alle regie di soffermarsi su Lunazzi perché è un periodo che lui ha là in tinte le mae con le sottele, no? E anche i signotti insomma non l'ha smentito queste sue usanze Ma poi, così spiccate, no? Se mi lasci ancora un 30 secondi, 29. la mia nuova opera qua, che sto facendo una serie di Baffone Moretti, uno di noi, One of Us, che prendo il baffone e lo porto nella pop art. E poi c'ho questa roba qua di Casanova che è per un progetto a Venezia, alla Giudecca, di più di 4.000 persone che fanno 4.000 quadretti così. Il 20 cos'è? Il 4 aprile così. Le consegne dentro dal 15 di marzo che gli è stata, insomma, però a ste stimpe bisogna dire che il mese di aprile vigneranno anche dopo Battussa all'aste, perché vignerà lì alle Giudecca in queste fondazioni vignerà fatto proprio un gran mosaico con tante spicciole stesse route fatte di Un tanti muro artisti. immenso con la stessi formati di tutta Italia, anche d'Europa, non so. Dal Mont. Dal mondo. Beh, però Luciano, qua che ti clameranno in America e dopo tu tornerai a Scano, a Chiatanus. Ma lui era già stato in America, non si può dare scontare Luciano delle robe sì incredibili. Soprattutto Ma a San Francisco. quando era a San Francisco al faceva il pancor Il Lippi. e tu facevi il pancor, faceva il pancor in un for ebraico. Ecco, pensai che al faceva, ma dopo queste troppe avventure Poi sono andato anche a far Pancorta, un panificio di Balazzo, ecco. C'è Tu là, scusa, non hai capito? sempre a Berkeley, San Francisco. Di fronte, ecco. Bay Area, ecco. Il Pancor mi aveva trovato un posto, un amico di New York che l'avevo conosciuto a San Francisco. Praticamente lui era ebreo e mi ha detto ma perché non provi questo? Io non sapevo neanche cosa c'è, non sapevo neanche l'approfondimento dell'ebraismo, quelle robe lì, però loro c'hanno kosher, allora ti spiegano il primo giorno che il latte non deve toccare la carne, tutte quelle robe lì, no? Erano super ortodossi con ricciotti, col kepi, praticamente lavora 3 mesi lì a fare pane kosher, diciamo ebreo, con la pasta madre, perché loro c'hanno cercato. Allora era la pasta matica. No, pasta madre no. Beh, l'impastava con lui. Dunque, allora. Abbiamo 6 minuti, mi sa. Ecco, attenzione, vi impos minus a disposizione, facendo 2 domande perché fra scrittura, se fra Mauro, se per essere Allora, in tanti prossimi sproghies, no? Non so. Qua c'è crisi totale anche di progetti. Lo diceva anche Bugo, prima che scoppiasse le crisi aveva fatto una canzone che diceva c'è crisi. Sto facendo canzoni nuove, quadri nuovi, molti quadri. Col libro sono fermo, non ho più scritto niente. Quindi sto facendo quadri.
Ecco, i quadri hanno un tema comune, un filone o I sono... quadri sono onirici cosiddetti, hanno sempre un'atmosfera di sogno, sono coerenti anche con tutta la produzione, tutta la mia produzione sia di canzoni che di libri, c'è sempre questo sogno dentro. Sogno realizzabile? No, se è realizzabile non è un sogno, diventa fattibile. E diventa le crude realtà che lo c'è dentro. Allora, ringrazio Omar Costantini, che è il regista factotum e deus ex machina di tutte queste trasmissioni, sono state anche al country, ma non importa, ringrazio. Anche disegno Ecco, fa vedere le opere un momento. Niente, però buon. Devo prendere il ritmo perché se parlo tutto. Tutti scialdati, insomma. Sì. E dopo mi sono dimenticato qualche colore a chiase, allora. E si è dismentata, le prossime volte si dismette l'opera a chiase. Mauro Vidoni, scrittore. La rivolta, la rivincita, anzi, domani scusa dei Girasoli, che sta adesso libri, ma è anche una delle sue opere artistiche in convertine, scrive canzoni, una sua canzone al testo relata al Pape, i Perosa Brothers, che arrivano di Tisane e San Donà, sono due gimoi anche se non sa me, e Maurizio e Riccardo Perosa. Maurizio Perosa è un cantautore, Mauro Tonino è il nessi scrittore ma anche grande opinionista, Mauro Vidoni, Luciano Mauro Usgnol Lunazzi, Mauro Missana, Mandi di Osteria TV e la single testimoni al nessi Maurizio Perosa. Grazie. Presento su Luciano, la custodia del violino in mano, su un gamberino, vuoi ballare con me? Come musica o le lire, la custodia per il mio fucile, io la mostro, tutti danzano per me. Ho cominciato un posta per la zia, che non era colpa mia, se quel cassiere m'ha lasciato, tutti da me. Da lì ho pensato non è male, non è difficile rubare, e lavorare non è roba per me. Io non sono un duro, metto tutti con le spalle al muro, prendo i soldi e me ne vo' per la città. Con le vostre vite in mano, i vostri sogni ad uno, li vorrei portare via con me. Quando rubo le cambiali, sono i miei grandi regali, e straccio per sentirvi il vostro re. La gloria a me non interessa, se dicono Luciano passa,